Benvenuti, tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video così YouTube vi avviserà dei prossimi video sul canale. Forza Napoli sempre! L'ex portiere Emiliano Viviano è intervenuto al podcast Te ne intenzioni di calcio. Conte? Non mi piace, nel senso che ogni volta che lo sento parlare non mi piace. Non sono nemmeno un fan del suo calcio, ma se dico che Conte è un idiota, l'idiota sono io. Conte è un grande allenatore, un vincente, uno che sa come fare le cose. Quindi, se mi parlate, preferisco altri allenatori. E c'è chi, per criticare Allegri, lo fa passare per un completo idiota, e questo mi dà fastidio. Non mi piace molto nemmeno quello che dice, ma sta esagerando. In termini di comunicazione, per me è il numero uno. Ha vinto, punto. Ma personalmente, se devo guardare una squadra giocare, preferisco guardare una squadra non allenata da lui. Il Napoli pensa in grande in attesa della partenza di Osimhen. Secondo Sport Mediaset, il direttore sportivo Manna era a Zingonia per incontrare Percassi e valutare il potenziale di Ademola Lookman, uno dei principali obiettivi offensivi. L'offerta era di 20 a 25 milioni di euro, più il prezzo di Raspadori. In attesa della risposta dell'Atalanta, il Napoli è seriamente interessato al nigeriano. Potrebbe trattarsi di un doppio acquisto dalla Serie A per completare l'attacco, Lucca e Lookman. L'ex giocatore del Fulham ha 27 anni. In 3 stagioni italiane ha segnato 52 gol in 117 presenze. A Bergamo è diventato qualcosa che non era mai stato prima in carriera, un giocatore decisivo e trasformativo. Nella finale di Europa League di un anno fa, ha sconfitto il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso con una tripletta. Date le sue qualità tecniche e fisiche, sarebbe il partner perfetto per Lukaku in un ipotetico attacco a 2 del Napoli. Grandi passaggi di Rom, corsa di Lookman. Una combinazione perfetta e devastante per 2 giocatori che lavorerebbero a meraviglia insieme. Un duo perfetto. Complementari. Ci sono, ovviamente, molte incognite. Finanziarie, perché costa molto, ma anche strategiche, soprattutto perché, seguendo le mosse del direttore sportivo Manna, il Napoli è attualmente alla ricerca di un'ala pura, Ndoye oltre a Lang, e di un centravanti, Nunez o Lucca. Lookman è un ibrido, ma in termini di qualità sarebbe l'acquisto perfetto. Che ne pensi, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!